Allora, siamo sempre con i nostri ospiti, io davo la parola al entrambi i segretari perché stanno emergendo delle questioni, sostanzialmente due grandi questioni. Da un lato certo il sindacato punta l'attenzione sulla riforma delle IPAB, no? Però poi in realtà stringi e stringi diventa una questione di personale. Dove puoi fare la riforma del mondo, ma se non sopperisce al personale non ne vieni a capo. È marginale questa riforma delle IPAB rispetto alle altre questioni, cioè costi in generale aumentati, quindi rette che diventano insostenibili, personale che non c'è o no? Chiedo i vostri due pareri e poi sentiamo le case di riposo, i centri servizi per anziani cosa dicono relativamente a questo. La questione della riforma mi pare sia emerso dal dibattito, è centrale a questo punto. Siamo arrivati tardi, ormai il Veneto è l'ultima regione a fare la riforma delle IPAB. Quindi anche per voi che anche rappresentate chi ci lavora è importante. Guarda, io so che da 4 anni noi stiamo facendo manifestazioni, proteste, incontri, confronti, proprio per spingere in questa direzione, a livello unitario. E quindi questa per noi è una priorità, ma non da oggi. Diciamo così, speriamo che farla per ultimi ci aiuti anche a farla meglio degli altri e soprattutto di realizzare una forte integrazione sia fra le IPAB, perché è chiaro che una parte del recupero di risorse che servono può venire anche da una razionalizzazione. Ci sono tante case di riposo grandi, IPAB, ce ne sono anche tante di piccole che hanno tanta parte delle risorse impegnate in servizi amministrativi, di approvvigionamento, eccetera, che possono essere invece condivise e quindi essere messe a frutto maggiormente nell'attività vera e propria di assistenza, di cura delle persone. E quindi il tema della riforma è fondamentale. È centrale il tema del lavoro, perché qui c'è una questione importante che è emersa, che è quella di rendere culturalmente attrattivi questi posti di lavoro, ma secondo noi bisogna renderli anche contrattualmente attrattivi, perché è chiaro che oggi, come dicevo prima, il mercato del lavoro che si muove offre tante opportunità e quindi anche questo tipo di lavoro, così importante dal punto di vista sociale, deve avere il giusto riconoscimento. Per fare queste cose e per supportare diciamo, sia le IPAB che i servizi del privato sociale che quelli privati, noi abbiamo aperto proprio quest'anno una discussione con la Regione dicendo che serve iniziare una fase di investimento anche economico. Per quello abbiamo insistito sul fatto che servono delle risorse immediatamente per sopperire alla crisi energetica che c'è, come veniva detto prima, non sono arrivate risorse, diversamente da tante altre attività, e quindi in un'ottica sussidiaria noi abbiamo chiesto alla Regione di farsene carico, anche perché noi in Veneto abbiamo un sistema di welfare molto diverso da quello di tante altre regioni. Noi abbiamo una presenza molto forte del privato sociale o anche di molte che poi sono diventate IPAB pubbliche nel tempo, che è fatto di un forte protagonismo del territorio, dove si sono cercate e trovate soluzioni per dare la risposta alle persone. Ed è positivo questo. E questo è positivo, ma va salvaguardato. Per questo noi abbiamo chiesto alla Regione, abbiamo fatto anche questa manifestazione unitaria 2 settimane fa, per chiedere alla Regione, alla Giunta regionale, di intervenire dentro alla legge di bilancio del 2023, a mettere delle risorse, perché altrimenti rischiamo di perdere un giro, per così dire, di lasciare in grande difficoltà strutturale molte RSA che rischiano di dover disinvestire in un momento in cui invece i bisogni crescono. Ecco, quindi riforma delle IPAB, attenzione particolare al tema del personale sotto il punto di vista non solo dell'investimento formativo e della programmazione, ma anche della tutela contrattuale, si mettono insieme con la necessità di un investimento straordinario. E quindi più finanziamenti. Non rispondendo lo Stato a questo punto, è la Regione o sono competenze diverse? Io sono un federalista, quindi penso che il tema dell'autonomia in Veneto è molto sentito. Io penso che sia importante battersi nei tavoli nazionali, ma la caratteristica del welfare veneto è diversa da tanti altri e rischiamo di non trovare le risposte nazionali. Righetti.
Ma io lo dico chiaramente alla Regione, facciamola finalmente questa riforma, anche perché al di là dei percorsi sull'autonomia, questa è una delle titolarità, delle competenze che la Regione ha già e purtroppo... Ma nella struttura... E purtroppo siamo in ritardo, siamo in ritardo di 20 anni, no? È ora di farla, perché non si capisce perché ogni legislatura si rimanda a quella successiva. Per noi riforma... significa riforma complessiva del sistema della residenzialità. Vuol dire, e lo stiamo chiedendo, sostenendo con proposte concrete da anni e con iniziative da anni, significa rafforzamento sia della scelta di domiciliarità, e da questo punto di vista ci sono delle risorse positivamente previste dal PNRR, sia rafforzamento delle strutture di residenzialità delle case di riposo, e qua purtroppo il PNRR non ha previsto nulla, condivido il giudizio negativo da questo punto di vista, perché le strutture residenziali, le case di riposo hanno bisogno invece di sostegni per innovarsi, per adeguarsi e per migliorare i propri standard organizzativi e di personale, anche perché purtroppo, lo dico senza fare polemica, ma non è vero che è andato tutto bene durante il periodo di pandemia nelle case di riposo del Veneto, e la chiudo qua. Fra gli interventi per rafforzare il sistema della residenzialità delle strutture fisiche c'è sicuramente la riforma delle IPAB. La riforma delle IPAB nel senso e nella direzione in cui è stata prospettata, anche acquisendo, assumendo alcune delle indicazioni delle sollecitazioni che in questi anni noi abbiamo fatto, quelle di trasformarle in aziende pubbliche per i servizi alle persone, che siano quindi anche quelle private, giusto, URIPA, si trasformerebbero, che siano collocate le strutture, le case di riposo devono trasformarsi in centri di servizi, perché attualmente non lo sono compiutamente e diffusamente, e devono essere governate dalla struttura pubblica, dalle USA, devono essere collocate per intero, in modo organico, nella filiera dell'assistenza territoriale, perché è solo in questo modo che si può garantire quell'integrazione sociosanitaria di cui ogni volta, no, auspichiamo tutti un rafforzamento. Ovviamente non basta, per far questo serve tutta una serie di interventi, quelli che abbiamo richiamato, serve creare attrattività dal punto di vista del personale. Per fare un esempio concreto, noi stiamo chiedendo, rispetto all'evoluzione, che l'attività lavorativa e i bisogni delle persone che sono dentro le case di riposo hanno, per l'evoluzione che c'è stata in questi anni, che ha aumentato moltissimo facendo diventare prevalente le attività di carattere sanitario, ad esempio che si passi al contratto della sanità. Anche questo è un modo per rendere più attrattivo il percorso, stipendi più alti, insomma. Ce ne sono tanti. E dopo c'è il rafforzamento dell'intera filiera dell'assistenza territoriale, se vogliamo dare una risposta complessiva e organica. Penso per esempio alle strutture intermedie, il percorso di rafforzamento delle strutture intermedie, degli ospedali di comunità, delle COT, delle strutture di riabilitazione, che verranno già riformate nel PNRR. È in ritardo rispetto alla stessa programmazione regionale, rispetto a quanto la stessa programmazione regionale aveva definito da tempo. La stessa assistenza domiciliare integrata, è vero che se si prende la comparazione su alcuni valori con le altre regioni, in termini di bacino d'utenza siamo fra le migliori in Italia. Dal punto di vista invece della quantità della prestazione, che è quello essenziale, siamo al penultimo posto. E qua è una responsabilità di intervento territoriale, di intervento delle istituzioni, di tutto il mondo che gestisce le strutture e l'assistenza domiciliare, insomma, a questo livello. Dottor Toso, anche voi percepite l'esigenza di che venga questa riforma e che ci sono, e che forse potrebbe venire incontro anche una domiciliarità riformata, più operativa, efficiente, per gravare meno sulle strutture, ci dica dal vostro punto di vista, poi sentiamo anche il dottor Volpe. Allora, noi siamo enti che in molti casi sono nati 50, 60, 100 e passa anni fa, e siamo abituati a essere parte dei servizi del territorio, quindi essere centri servizi per anziani, non più neanche nominati case di riposo, vuol dire avere la capacità professionale di essere punti di rete dei servizi del territorio. Questo ruolo è fondamentale, perché altrimenti, e l'ho detto prima, l'avvento per esempio delle case della comunità rischierebbero di essere quasi un nuovo servizio, senza pensare che
deve essere integrato con tutti gli altri servizi. Allora, il fatto di dire, io sono convinto che nel momento in cui si va a studiare molto meglio quella che è la situazione nelle case, con le famose 80.000 badanti, io sono convinto, parlo del Veneto, sono convinto che si scoprirà che molte situazioni sono inadeguate, lì sono poco assistite. Allora, non perché devono andare in residenze perché comunque il posto non ci sarà, ma perché ci vorrà comunque uno studio generale del territorio, un servizio di rete, un'analisi di rete dei servizi, perché allora non succederà più, come sta succedendo adesso, che ci stiamo rubando il personale fra i servizi, e non mi sembra la cosa migliore, perché non serve a nessuno questo, perché deve operare un servizio rispetto all'altro, non si fa una politica contrattuale adeguata, ma si fa interventi ad hoc, e invece ecco, serve una strategia più ampia. Credo che sedersi attorno a un tavolo ragionando non di quello che succede domani, ma quello che vogliamo fra i prossimi 5 o 6 anni, quando... Forse anche di più, di 5 o 6. Beh, intanto sarebbe già tanto, perché io penso solo formare infermieri servono 3 anni, formare degli OS serve 1 anno, io credo che se per 5 anni ci diamo da fare su questa strada qualcosa riusciamo a fare. Ecco, non ci vogliono 20 anni a fare questa cosa, però bisogna farlo mirato, sapendo poi, ripeto, che il PNRR andrà a dare una spinta a un servizio, che è quello delle case comunitarie e casa salute, che non sarà altro che una spinta disgregante. E lo sappiamo oggi, prima che vengano realizzati, perché devono essere realizzati entro il 2026. Sappiamo oggi che sarà una spinta disgregante, quindi qualcosa possiamo farlo. Chiaro. Una battuta, dottor Volpe, relativamente a questo aspetto, poi voglio tirare le conclusioni con la Vicepresidente. Io sono una voce fuori dal coro, per cui rimango fuori dal coro nel dire che secondo me ma quello che dicevano i sindacalisti con la legge di riforma, perché la legge di riforma è una legge che riforma la natura giuridica di un soggetto. Io credo che questi grandi temi sono temi da piano sociosanitario, cioè il disegno del sistema sta all'interno di un piano sociosanitario. Quindi non credo che stia all'interno di un... Però ormai questa è una bandiera ormai che va sul tema della riforma delle IPAB, e la affronteremo. Il secondo aspetto, possiamo programmare tutto quello che vogliamo, ma ricordiamoci che da qua a 5 anni andranno in pensione altre migliaia di persone del nostro mondo del lavoro. Poi ricordatevi tutti che quando viene un operatore che ha 25 anni e ti dice: caro Volpe, io vado a lavorare in fabbrica, perché? Perché non lavoro di sabato, non lavoro di domenica e questo è meno. Ma perché mi vergogno di dire quando esco con gli amici che faccio l'operatore? Guardate che questa tendenza non la cambiamo in 5 anni. Abbiamo sbagliato molto tempo fa, quando non abbiamo fatto il liceo sociosanitario, quando non abbiamo incanalato i ragazzi dopo la scuola dell'obbligo a una cultura scolastica sociosanitaria. Oggi il tempo è scaduto. Possiamo mettere in campo i corsi pagati, i tirocini pagati, tutto quello pagato, ma troverete come oggi i corsi vuoti con una media di età di iscritti di 43 anni. Chiaro, perché queste sono le cose vere. Io sono pragmatico, ma sono vero. In tema di contratti, anche qui cerchiamo di essere reali. Noi applichiamo i contratti che vengono sottoscritti tra le parti datoriali e le organizzazioni sindacali. Adesso sembra che siamo noi quelli che pagano, che non vogliono pagare, eccetera. Qui soprattutto va fatto un patto di lealtà tra tutti, perché siamo in una situazione di emergenza drammatica. Ognuno deve mettere via le proprie armi, il coltello lo deve mettere, tirare via e sederci da un tavolo e decidere cosa fare tutti insieme. Così ci stiamo andando a schiantare, perché io vi ripeto, torno a casa tra un'ora e troverò la coordinatrice sulla porta che dice quello che vi ho detto prima. Con chi faccio i turni lunedì prossimo? Allora, luce di tutte queste problematiche sono emerse, dobbiamo tirare le fila del discorso, do la parola di chiusura a lei Presidente. Ha sentito più voci, ci sarà appunto questa riforma il prossimo anno, così è stato annunciato anche dall'assessore Lanzarin, saranno sentite le parti sociali, saranno sentiti chi rappresenta anche queste strutture per fare un qualcosa di armi appoggiate, come diceva, però di costruttivo per i bisogni dei cittadini che aumenteranno sempre di più, sia i cittadini bisognosi che anche i bisogni, secondo lei? Sì, io penso di sì, perché il territorio veneto, al di là che ognuno ha le proprie posizioni, ha la propria sensibilità e le proprie esperienze, è sempre stato un territorio molto di grande responsabilità e di grande capacità, quindi sono convinta che anche su questo tema, che è un tema assolutamente importante perché investe
un settore molto significativo della vita delle nostre comunità e di tutte le istituzioni che ruotano attorno ad esso per permettergli di prestare il proprio servizio. Ci sarà una capacità di confronto con tutti, un respirare, come ho respirato anch'io stasera, ringrazio anche per l'opportunità di essere qui, di respirare un atteggiamento che sta dietro le parole, che secondo me è una volontà di tutti di rendere questo sistema ancora migliore, tenendo conto di tutto ciò di tutto quello che cambia e di dove dobbiamo andare. E quindi sono convinta che questo faremo. Come Regione porteremo avanti la riforma delle IPAB, lo faremo con la massima disponibilità all'ascolto e anche al confronto, sapendo che da tutti gli attori, ognuno nel proprio ruolo, portano una esperienza e quindi una visione di cui è giusto tener conto e si deve tener conto per trovare poi la sintesi finale che sia la migliore. Io la ringrazio, allora, purtroppo il tempo è finito, è volato tra l'altro. Ringraziamo quindi Gianfranco Refosco, segretario generale della CISL del Veneto, grazie, Paolo Righetti, politiche del welfare, segretario CGL del Veneto, e il dottor Roberto Volpe, presidente dell'Uripa, grazie al dottor Fabio Toso, vicepresidente nazionale UNEVA, e naturalmente la presidente quinta commissione consiglio regionale del Veneto Sonia Brescancini, è stata qui con noi. Abbiamo già salutato Anna Maria Bigon, vicepresidente della quinta commissione. Ringraziamo anche voi di averci seguito. Come sempre vi ricordo, la puntata la potete rivedere in replica nel nostro sito internet. Buon proseguimento, buona serata, grazie.